Giugno 1985, Papa Wojtyla arriva a Treviso accolto da migliaia di fedeli. Un ricordo indelebile nella memoria di chi ha avuto la fortuna di poterlo vedere ed ascoltare, di chi è riuscito a dargli la mano. Ed ora, in occasione del centenario della morte di Papa Pio X, trevigiano d'origine, la richiesta accorata dei vescovi del Triveneto e del patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, di poter accogliere Papa Francesco in questa terra. Richiesta inviata prima dell'estate. Per il momento, spiega il patriarca, non rientra nel progetto della Santa Sede questa eventualità, ma Monsignor Moraglia aggiunge. Comunque sia, noi ce la mettiamo tutta. Per la prima volta il patriarca di Venezia ha visitato il Consiglio regionale dove ha parlato delle iniziative per l'anniversario della morte di Papa Pio X, che amava essere il parroco del mondo. Il 23 novembre, una messa presieduta dal patriarca in Basilica San Marco darà il via ad una serie di eventi che andranno avanti fino al 21 agosto del prossimo anno. Noi, ha spiegato Monsignor Moraglia, intendiamo valorizzare una persona che ha portato i valori di questa terra in tutti gli ambiti ecclesiastici in cui è stato chiamato ad operare. Un tratto che appare immediatamente è la vicinanza alla gente. Come provenienza Papa Sarto era stato viceparroco, era stato parroco e ha mantenuto questo suo DNA in tutti gli altri incarichi ecclesiastici. Lui aveva aperto i giardini vaticani alle parrocchie di Roma che incontrava il pomeriggio della domenica. Queste celebrazioni, è stato detto, devono rappresentare per tutti un'occasione per riflettere sulla figura di Papa Sarto e riscoprire così un pezzo di storia dimenticato e rimosso. Un momento importante questo soprattutto per Treviso. Pio X è fra l'altro patrono dei trevigiani nel mondo, è una figura di riferimento per questo territorio ed ha un legame profondo con coloro che sono emigrati tanti e tanti anni fa.